Sì, questa proposta va nella direzione di semplificare ancor più le procedure dal punto di vista urbanistico del permesso a costruire e ovviamente anche gli oneri per costruire, in una situazione di, a parità di volume ovviamente, di abitazioni che per invecchiamento, per necessità hanno la esigenza di essere divisi in più vani e in più unità. E la procedura che abbiamo proposto è stata approvata dal Consiglio regionale, determina che c'è un provvedimento molto più snello e non si paga nessun tipo di onere. Ecco, questo è un esempio che la buona amministrazione e il buon legiferare a volte prescinde anche dall'avere risorse economiche, si possono fare piccole cose. Questo provvedimento è di un articolo e che è ovviamente anche richiesto dalle associazioni di categoria.